ha dato motivazione. Io prima di cominciare il corso mi ero completamente spenta a livello di motivazione, a livello di studio, molta stanchezza avvertivo perché lavorando tutta la mattina e poi il pomeriggio dovendo gestire molte cose a casa o problemi familiari, poi il pomeriggio vengo in studio da mia madre e quindi mi concentro più sulle sue cose che non sulle mie, non riuscivo più a concentrarmi, oltre alla distrazione costante di cellulare, internet, e non riuscivo più, cioè dicevo sì, voglio fare questo, questo, quest'altro, però poi effettivamente mi prendevo in giro da sola, mi avevo il libro davanti agli occhi, ma non riuscivo a organizzarmi lo studio, a produrre, a essere produttiva, per quanto la mia ambizione sia qui e il mio fare applicativo sia sotto i piedi in questo momento. Invece ora sento che si è riaccesa la scintilla e non vedo l'ora di cominciare a rimettermi effettivamente a fare un metodo di studio che io non ho mai avuto, perché io non avevo, io leggevo tutto il capitolo, cominciavo a ridirlo un paio di volte e poi andavo avanti, così fino alla fine del libro. Non ho mai avuto l'abitudine di fare una mappa, oppure io che sono sempre stata poco tecnologica, venendo poi dal classico, mettere però al computer, le cose che ho imparato a fare col computer sono state graduali man mano che ero costretta per lavoro a impararle. Ora invece già penso di scarico l'applicazione su questo computer, sull'altro computer, dove io posso applicarla e quindi imparare una nuova funzionale, una nuova competenza anche di associare le immagini, tutto. Quindi ora già l'idea di associare le immagini, io mi sono divertita, ero più attenta, mi distraevo di meno mentalmente, quindi non vedo l'ora di cominciare